progetto che abbiamo deciso di dedicare al Milite Ignoto si intitola Uno per tutti. La volontà era quella di partire soprattutto dal 1921, ricostruire quello che era il quadro di un'Italia profondamente divisa, nonostante avesse vinto la guerra, in un clima da guerra civile. Il Milite Ignoto è una figura che è stata individuata dall'Italia liberale in quel momento ormai al collasso per tentare di unificare il paese, di dare una memoria univoca dei fatti accaduti durante la Grande Guerra e anche per aiutare le persone a elaborare un gigantesco lutto. Ecco, si calcola che tra i caduti al fronte, che sono tra i 650 e i 680 mila, tra i civili morti per cause belliche e per causa della spagnola, nel 1921 un italiano su 4 ha un lutto da elaborare, anche molto grave. Quindi bisognava trovare un elemento unificante che potesse dare pace anche a quello che era il clima politico e sociale dell'Italia del 1921. E quindi siamo partiti da questo simbolo unificante, per questo il titolo Uno per tutti. Noi sappiamo come storici che poi effettivamente è vero che il Milite unisce gli sguardi di quel paese, ma lo fa per un giorno solo, perché poi insomma gli esiti di quello che accadrà anche semplicemente un anno dopo ci portano verso a un'Italia che si avvia verso l'esperienza del fascismo. Quindi sappiamo che di fatto il Milite Ignoto si è anche prestato nel corso del tempo a molte strumentalizzazioni. Però volevamo partire proprio dalla esperienza di questo viaggio del Milite, ponendo lo sguardo sulle persone. Abbiamo cercato anche dei linguaggi diversi per poter comunicare quello che il Milite Ignoto ha rappresentato e rappresenta tuttora anche dal punto di vista dell'identità nazionale, più o meno condivisa come ben sappiamo. Infatti il percorso di allestimento storiografico comprende anche un'opera d'arte contemporanea. L'opera è edizione bianca realizzata dall'artista veneziana Laura Macini. Il progetto era un progetto di residenza d'artista che si è svolto al MEVE a settembre e che era nato da tutt'altro percorso. Poi quando abbiamo visto l'opera abbiamo capito il senso anche di rispetto universale tributato insomma a momenti di lutto, difficoltà e a certe figure della storia nazionale e non solo. Abbiamo pensato che fosse un'opera che meritava di stare all'interno di questo allestimento, anche perché la domanda che chiude la parte storiografica è anche questa: cosa oggi ci dice il Milite Ignoto? E siamo partiti dal tema dell'identità. Dal 1948 in poi la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la Costituzione, ma anche il Codice Civile dice che ogni individuo ha diritto a un nome e un cognome che gli è per legge attribuito. Questo diritto non esisteva quando il Milite Ignoto è morto. E quindi è su questo tema che abbiamo scelto di ragionare, e il silenzio che poi di fatto accompagna anche tutte le cerimonie legate al Milite Ignoto ci è sembrata la chiave interpretativa per trasformare questo simbolo di identità nazionale in un simbolo universale. Questa seconda sezione è proprio dedicata a questa riflessione sul presente, proprio come una proiezione in avanti. Non volevamo che la mostra sul Milite Ignoto fosse esclusivamente una riflessione sul passato, esclusivamente una commemorazione. Abbiamo cercato di fare questo passo in avanti, lo abbiamo fatto coinvolgendo le nuove generazioni. Questa seconda sezione infatti è stata curata dalla Quinta B, indirizzo grafica e comunicazione dell'Istituto Einaudi Scarpa di Montebelluna. Insieme abbiamo fatto un progetto proprio insieme, un percorso per studiare la storia del Milite Ignoto e porci alcune domande sul presente. Cioè, quando io vado davanti a quell'altare, che domande mi pongo oggi, che chiaramente non possono essere le stesse di 100 anni fa? Abbiamo riflettuto insieme soprattutto sul tema dell'identità. Il Milite Ignoto appunto è stato privato di un diritto fondamentale, che è proprio quello di avere un nome e un cognome. E su questo i ragazzi hanno riflettuto cercando di ripescare dalle loro esperienze, ma anche dalle esperienze familiari. Infatti nelle foto che vediamo ci sono foto tirate fuori dai cassetti, sono le storie dei loro nonni, ma anche elaborazioni rispetto al loro modo di porsi col tema dell'identità oggi. Hanno ragionato di nuove tecnologie, di smaterializzazione anche dell'identità dovute ai social, quindi veramente hanno toccato una serie di temi molto profondi che toccano le loro radici, perché le hanno un passato anche se breve perché sono giovani, ma hanno anche una capacità di sguardo, di elaborazione proprio sul futuro. E quindi hanno fatto quel lavoro che gli storici non potevano fare, cioè dare proprio la prospettiva sul domani.